perché questo è uno, noi abbiamo due lieviti madre, questo è il lievito che usiamo in pasticceria e poi abbiamo il lievito che usiamo in panificazione. Ne ho tirato fuori uno perché sono uguali, solo che per necessità mia e sua di lavorazione ne teniamo due perché lui ha dei tempi, io ho dei tempi e di conseguenza preferiamo avere due per avere il massimo, cercare di avere il massimo di qualità. Ho tirato fuori il lievito madre perché per noi questo è il primo ingrediente, il primo macchinario, è lui. Questi due laboratori devono essere identificati come lievito madre, perché per noi il lievito madre è innanzitutto una filosofia di vita, perché comunque dobbiamo dare massima attenzione, feste, non feste, giorni di riposo, non giorni di riposo. Gli unici 10 giorni che il lievito rimane fermo, i lieviti rimangono fermi sono i 15 giorni di ferie che il lievito rimane fermo praticamente una settimana, 10 giorni circa, perché anche in 2 o 3 giorni di ferie prima di iniziare cominciamo a lavorare il lievito. Per cui questo identifica quello che è la nostra azienda, il lievito madre, per questo ho voluto tirarvelo fuori.